La crisi da interpretare non solo col significato di recessione ma anche di opportunità di riscoprire i valori umani e nella fattispecie la dignità della fragilità. Questo è il messaggio lanciato da Confartigianato Marca Trevigiana al pubblico intervenuto al Teatro Brandolini di Oderzo per l'incontro dal titolo Dall'io al noi, la fragilità umana come fondamento esistenziale. Un incontro che ha concluso la rassegna Strani Piani, tempi dell'impresa e della famiglia, calendario di appuntamenti che la Confartigianato Provinciale ha organizzato per offrire ai suoi associati spunti di riflessione sui cambiamenti sociali in atto e sulle difficoltà del momento. Sappiamo che il collante della nostra società sono le famiglie e sappiamo che tanta gente del nostro mondo ha dato la vita per questo. Quindi se la famiglia è consolidata, se il ruolo all'interno dell'impresa e della società di questi soggetti è in rete e si sviluppa e continua a cementarsi di più, indubbiamente si può superare la crisi o affrontare la crisi con più serenità. Noi lo stiamo facendo adesso in questo momento con lo sportello che ovviamente abbiamo dedicato alla crisi che era Life Ausilium, adesso c'è il progetto Penelope e quindi stiamo facendo anche una formazione all'interno del sistema Confartigianato proprio per saper approcciare queste problematiche con i nostri imprenditori nel momento in cui si rivolgono a noi per trovare una soluzione, per trovare una parola di conforto. Si sta tornando dopo il frastuono degli anni dello sviluppo, dentro alla crisi, alle tante novità che la gente non ha ancora capito e digerito, alla dimensione del noi associativo. Quindi associazione come luogo di dialogo, di confronto e di recupero di una dimensione di dialogo come protezione della persona. Ospiti d'eccezione alla serata al Brandolini lo psichiatra Vittorino Andreoli e padre Roberto Giraldo, che da prospettive differenti sono convenuti alla medesima conclusione. La società della crisi deve riscoprire la centralità dell'uomo. Bisogna tener conto dei limiti, proprio perché il limite ci porta ad aver bisogno dell'altro. E in un momento in cui bisogna essere uniti, passare dall'io al noi, proprio perché uno ha bisogno dell'altro. Ecco che sottolineare la fragilità invece che il potere ha un grande senso. Il potente ha bisogno dell'altro per soggiogarlo, la persona fragile ha bisogno dell'altro per vivere. Una fragilità si lega all'altra per darsi forza e quindi io ritengo che la fragilità sia un punto importante. Mi pare che sia necessario riscoprire l'uomo al centro di ogni sistema economico, altro, l'uomo al centro anche della religione, di tutto quello che possiamo pensare, cioè si tratta di riscoprire un nuovo umanesimo o una nuova umanizzazione e credo che se vogliamo recuperare il senso anche delle nostre tradizioni dovremmo in qualche modo riscoprire solidarietà e coesione tra di noi, proprio perché attraversiamo un momento molto difficile, molto complesso, ma anche molto importante. Ed è in qualche modo mettere l'importanza dei sentimenti che sono legami. Sentimento è un legame tra un uomo ed un altro uomo e questo può cambiare veramente l'atteggiamento e utilizzare questo momento di crisi per riformare una nuova modalità di vivere. E grazie.